Ragazzi, ecco cosa c'è all'interno di Mister Muscolo. Se questo video raggiunge le 10.000 like, io comprerò una cosa tra telefono indistruttibile, guanti indistruttibili o palla indistruttibile. Sarete voi a deciderlo nei commenti. Scendi giù e commenta. Ci siamo! Trasformazione! Oh! Calma, questo fumo così grande, no! Oggi il Dottor Crazystine è tornato per una nuova missione! Sto parlando di un nostro caro amico che tutti conosciamo bene, il giocattolo indistruttibile. Vabbè, la testa si è rotta. Questo giocattolo, ragazzi, è veramente indistruttibile, non sto scherzando! Ragazzi, abbiamo provato a schiacciarlo con una macchina! Abbiamo provato a bucarlo con un trapano! L'abbiamo lanciato da un balcone! L'abbiamo, non lo so, preso a martellate! Lo abbiamo cotto col forno a microonde, ma questo robo è indistruttibile! Ma oggi io e il signor qui presente abbiamo una bella faccenda da risolvere. Sì, è proprio arrivato il momento di tagliarlo per vedere cosa ha all'interno. Ma prima passiamo al momento dialogo. Ah sì, mi prendi in giro? A noi due. Ovviamente prima è il momento di provarci, sì, perché adesso proverò veramente a tagliarlo a mano, ma sono sicuro che questa volta ho più chance rispetto all'altra volta. Questa volta utilizzerò un metodo molto particolare per romperlo. Lo metterò sotto i piedi e lo allungherò. Guardate, già si sta rompendo, Questa volta per il nostro... Ok, questa volta per il nostro amico è arrivato alla fine. Ragazzi, si sta allungando tantissimo, è quasi... Ok, si sta rompendo, lo sento rompere. Non si rompe. Guardate qui com'è conciato, ragazzi. Guardate qui. Riproviamo. Ok. Ok, ce la posso fare. Tira. Ce la posso fare. Guardate com'è combinato. Non si rompe. Ragazzi, ho fatto una scoperta assurda. Se ben notate, qui ha un buchino, ragazzi, dove si vede cosa c'è all'interno. Si vede tipo un qualcosa di trasparente. Ok, basta chiacchiere. Occhiali alla mano ed è il momento di farlo fuori con le forbici. Ragazzi, vi presento la mente caverna! Eccoci qua, questa qui, ragazzi, è la palla elettrica e noi ovviamente la andiamo a provare come sempre. Siamo arrivati nel nostro laboratorio. Finalmente scopriremo ciò che Mister Muscolo ha all'interno, ragazzi. La testa però la togliamo. Andiamo, ragazzi. Wow, sono molto emozionato. Finalmente. Ok, ho sempre sognato di farlo come nei film cattivi, lo scienziato pazzo, insomma, avete capito, no? Bene, andiamo a tagliarlo per vedere cosa c'è. Non si taglia. Ragazzi, non si taglia. Com'è possibile? Ah, perché forse non avevo gli occhiali. Ok, adesso si taglierà, non mi preoccupate. Andiamo a tagliarlo. Continua a non tagliarsi. Ho un piano, ragazzi. Oh, ragazzi, guardate. Ragazzi, è entrato la forbice. Oh, l'abbiamo bucato. Eccolo, lo stiamo bucando. Ok, ce la stiamo facendo. Oh, cavolo, ragazzi.
L'abbiamo ufficialmente bucato! Oh cavolo! Dobbiamo... Ma che materiale c'è all'interno? Cosa c'è dentro? Ok. Continuiamo ad aprirlo tutto. Oh! No raga, non credo ai miei occhi. Dopo anni, dopo giorni passati a sperimentare, ormai è nostro. Continuiamo. Dai Mister Muscolo, ormai per te è arrivata la fine. Guardate, sta uscendo la mano. Ragazzi, stiamo scoprendo cosa c'è all'interno. Ora analizzeremo questo materiale strano. Continuiamo ad aprirlo. Oh cavolo, ma è tutto appiccicoso. Sembra slime. Continuiamo ragazzi, continuiamo. Piano piano. Ok. Allora vieni qua, dai, esci. Oh cavolo, la testa è saltata. Ragazzi. Diciamo addio al nostro Mister Muscolo. Da notare che lascia una colla veramente appiccicosa. Ok, stiamo togliendo tutto il rivestimento e capiamo cosa c'è all'interno. Ok, ce la stiamo facendo intanto con tutte le mani incollate. Oh cavolo! Ragazzi, ecco cosa c'è all'interno di Mister Muscolo! Il giocattolo indistruttibile! Oh, sta uscendo, ok, ce l'abbiamo fatta! Adesso abbiamo una parte che sembra nardo di cavallo e l'altra parte che non si stacca più dalla mano. Guardate, non scende! Non sta scendendo! Che cos'è questa cosa? Bene, ci siamo, cerchiamo di capire cosa c'è all'interno di questo lardo. Oh, questo è quello che c'è all'interno di Mister Muscolo. Qualcuno di voi sa che cos'è? Sembra molto appiccicoso, ragazzi, ed è veramente appiccicoso, ma sembra come uno slime fatto di colla. È veramente super indistruttibile, guardate. Oh cavolo, ma che cos'è tutto ciò? Guardate la mia mano, ragazzi, è tutta appiccicosa. Che schifo! Ma secondo voi cosa potrei farci con questa cosa? Forse me la metto come oh cavolo. Si è attaccata ai capelli, ragazzi, toglietemela! Siamo riusciti a toglierla, ma ragazzi, vabbè, in sostanza c'è della colla con del mischio di cose. Non ha odore effettivamente. E adesso andiamo ad analizzarla nella Med Caverna. Sì, pronto dottore. Allora, al tatto risponde bene. Sembra vivo, sì, sembra come un qualcosa di vivo, è una palla di lardo. L'odore? L'odore? Non ha odore, signor dottore. Cosa dice? Provo a sbatterla sul muro per vedere se... Ok, ci provo. Ma ne è sicuro? Va bene, ci provo. Proviamo a sbatterla sul muro per vedere se resta appiccicata. 3, 2, 1. Primo test non ha funzionato, riproviamo. Ragazzi, resta appiccicata e si muove. Sembra che si sta muovendo. Sembra come se avesse vita questa cosa. È un materiale veramente molto... Non si toglie più dal muro. Oh cavolo, il muro di colla, guardate. Ho fatto una cavolata. Dai, togliti, dai. Oh, che schifo, ma Diciamo che per oggi Mister Muscolo... stacca. L'abbiamo buttato dentro il cestino. Che schifo. Se questo video raggiunge le 10.000 like, io comprerò una cosa tra telefono indistruttibile, guanti indistruttibili o palla indistruttibile. Sarete voi a deciderlo nei commenti. Scendi giù e commenta. Oh cavolo, ma dove lo andiamo a cestinare questo coso? Anzi, per ricordo, dato che c'è della colla sul muro, possiamo mettere Mister Muscolo attaccato qui. Direi che il nostro Mister Muscolo può anche restare qui per il momento.